Lozano centralmente, la triangolazione con Zelinski, Lozano di testa, il Napoli è uno spettacolo. In vantaggio la formazione di Spalletti esattamente al minuto 5 nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona di Napoli, una triangolazione disegnata col compasso da Lozano e Zelinski col numero 11 che è andato a chiudere sul tocco del polacco di testa, incrociando la traiettoria, andando a pescare l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole Pastor. Sono passati anzi 4 minuti, il Napoli è già in vantaggio per 1-0. Che allarga bene sulla destra Di Lorenzo, il capitano, supera la linea di metà campo, va da Lozano, riceve, punta Bassei, poi va in orizzontale verso il limite dell'area di rigore, il passaggio per Kvaratskhelia, il pallonetto, Lozano, gol! E il Ciuchi Lozano realizza il gol dopo 3 minuti, il Napoli passa in vantaggio, sono tutti lì ad abbracciarsi, un'altra azione fantastica che porta la firma finale del Ciuchi Lozano. Napoli 1, Ajax 0 dopo 3 minuti, calcio spettacolo qui al Maradona col Ciuchi Lozano di testa. La sfera cerca Kvaratskhelia, la solita triangolazione perfetta tra i due, Kvaratskhelia che è partito sul tocco di ritorno, Kvaratskhelia in area al limite, attenzione con il conclusione, la rete, il raddoppio del Napoli, Jack Raspadori ha scatenato il suo sinistro sotto l'incrocio dei pali, ancora una volta al termine di una trama da favola della squadra di Luciano Spalletti, e così si gioca solo in paradiso. Meret per Juan Jesus, ritorna quindi nella metà campo napoletana, Zelinski, passaggio ancora per Olivera, autore di un ottimo spunto, Kvaratskhelia, attacco per Zelinski, scatta Kvaratskhelia, il pallone è per lui, entra in aria il servizio centrale, il tiro, gol, 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 Raspadori, Jack Raspadori, e anche questo, signori, è calcio spettacolo, si chiama Napoli, incanta l'Europa con azioni verticali meravigliose. Siamo arrivati al 16° minuto di gioco, Napoli 2, Ajax 0. L'Ajax, dalla sfera il direttore di gara che va a dire al portiere dell'Ajax di rimanere fermo con i piedi sulla riga di porta, fischia Sbayer, mani sui fianchi di Kvaratskhelia, parte la sua rincorsa, il tiro, rete, il terzo gol del Napoli, Kvaratskhelia mette il sigillo sulla prova maiuscola della formazione di Luciano Spalletti. I minuti sono 17 nel corso della ripresa, il Napoli ha di nuovo ristabilito le distanze, 2 gol di vantaggio rispetto all'Ajax, il punteggio è fissato per il momento sul 3-1 di rigore. L'arbitro ovviamente va a osservare il piazzamento del portiere sulla linea, lo invita a rimanere lì, a non superarla, guarda ovviamente tutti i giocatori che sono nelle posizioni giuste, sta per partire Kvaratskhelia, parte il suo tiro, gol, 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 Caravaggio, ancora un colpo del grande artista, Kvaratskhelia rimette a posto le cose su calcio di rigore, Napoli 3, Ajax 1. Osimhen, spizza di testa, non ci arriva Politano, alle sue spalle è Bass che scorta la palla all'interno della propria area di rigore, così come Blind, perde palla, la parte vuota, Osimhen firma il poker del Napoli, si toglie tutto Osimhen, maglietta, mascherina, va a esultare sotto la tribuna Posillipo, a ringraziare le proprie divinità e soprattutto il pubblico del Diego Armando Maradona. Errore di Blind, che pure è un uomo di grande esperienza, è piombato alle sue spalle come una pantera. Osimhen lo ha soffocato, gli ha sradicato il pallone dai piedi, a quel punto Pastor era assolutamente fuori causa. Per Osimhen è stato un gioco da ragazzi, appoggiare il pallone nella porta sguarnita, ha segnato anche lui a coronare la magnifica serata del Napoli. Meret invita i suoi compagni di reparto ad allontanarsi, vuole andare direttamente lungo con la rimessa dal fondo, ovviamente cercando di indirizzarla verso Osimhen che si sposta a destra, il pallone va infatti in quella zona del campo, la tocca Osimhen che va da Politano, però salta fuori tempo,
palla indietro verso Blind che chiama in causa Osimhen, ruba il pallone, gol 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 gol, Victor si spoglia, manda via la maglietta e viene qui in tribuna centrale. Che gol da avvoltoio, Blind stava lì che tergiversava, Pasver si allargava lateralmente e lui come un fulmine è arrivato, gli ha rubato il pallone e ha insaccato a porta vuota Victor Osimhen. 4-2, sì, questo è il risultato in questo momento al Maradona. Napoli 4, Ajax 2 e chiude